Chi è stato Marco Polo, Alberto? Certo, giusto Marisa partire proprio dalla famiglia, perché sfogliando le varie biografie su questo straordinario personaggio, probabilmente è l'esploratore più famoso del mondo, e ogni tanto si trovano delle notizie per le quali sembrerebbe che l'origine di Marco Polo sia incerta, questa famiglia che non si sa bene da dove venga, qualcuno dice dalla Dalmazia, da Sebenico, però in realtà è pur vero che non abbiamo molte notizie, però per esempio un grandissimo storico veneziano come Alvise Zorzi, insomma lo dice chiaramente, le origini di Marco Polo sono veneziane, questo possiamo dedurlo sostanzialmente con un altissimo grado di probabilità, perché sappiamo che il termine polo è un diminutivo, o se vogliamo una flessione veneziana, di Paolo o di Paulus, e a Venezia di Paolo, di Paulus e anche di Polo ne abbiamo traccia già dal X secolo, dal 970-971. Addirittura un sestiere di Venezia, ci sono come noto 6 sestiere, proprio il sestiere San Polo, no? Per cui Polo è un termine radicato nella tradizione veneziana e su questo ci sono pochi dubbi. Ecco, per quanto riguarda la famiglia di Marco Polo, noi sappiamo che lui aveva un padre che si chiamava Nicolò, della madre sappiamo praticamente nulla, non sappiamo nemmeno il nome, sappiamo però che il padre aveva degli zii e quindi il padre aveva dei fratelli, uno si chiamava Marco, che per non confonderlo col nostro Marco Polo in genere viene chiamato Marco il Vecchio, e l'altro si chiamava Matteo, chiamato anche Maffeo a seconda, insomma, a Venezia, per cui un padre e due zii. E sappiamo che questi fratelli erano accomunati per il fatto di essere in affari insieme, come spesso capitava a Venezia tra l'altro. Si trattava di una fraterna compagnia, cioè di un'azienda che noi definiremmo oggi familiare, gestita dal padre, in questo caso Andrea si chiamava probabilmente, alla morte del quale poi l'azienda sarebbe spettata ai figli in comunione di beni. E in questa comunione fraterna generalmente le cose funzionavano così, che il fratello o il membro più anziano rimaneva a Venezia a curare gli affari commerciali a Venezia, mentre i fratelli o i membri più giovani che avevano ancora energie da spendere potevano girovagare per il Mediterraneo verso l'Oriente per curare gli empori oltremare, come si diceva. Ecco, nel nostro caso noi sappiamo che i Polo, e quindi parliamo del padre degli zii del nostro Marco Polo, avevano delle proprietà a Costantinopoli, che insomma insieme a Rialto era uno dei mercati più importanti del Mediterraneo, e anche a Soldaia. Soldaia si trova in Crimea sul Mar Nero, per cui avevano una certa diramazione. Ecco, i Polo non erano una famiglia particolarmente in vista da un punto di vista politico, effettivamente non hanno mai ricoperto grandi incarichi politici e non avevano nemmeno un palazzo sul Canal Grande, che generalmente è un po' il segno delle famiglie più potenti, più benestanti, però è anche vero che si sposarono con i rampoli delle famiglie più importanti di Venezia, per cui stiamo parlando di una famiglia appartenente fondamentalmente alla media aristocrazia. Ecco. E da un certo punto nasce il nostro Marco Polo, correva l'anno 1254 in questa famiglia del padre Nicolò. E qui succede subito una cosa che in genere colpisce il lettore moderno, che non è abituato agli usi e costumi della Venezia del tempo, e cioè che non fa nemmeno tempo a nascere Marco, che già il padre con i fratelli parte in viaggio per affari commerciali. E quindi in sostanza quando il padre Nicolò parte, il figlio nasce da solo con la madre, di cui non sappiamo nemmeno il nome. E questo era una cosa abbastanza abituale nella Venezia del tempo, ripeto, perché si è parlato addirittura di vedove bianche, cioè queste donne veneziane abituate fondamentalmente a vivere lunghi periodi durante l'anno, quando andava bene, se non addirittura diversi anni consecutivi quando andava meno bene, in assenza del marito, perché sappiamo che l'aristocrazia veneziana, ed era un'eccezione, erano dei mercanti, non esercitavano la mercatura, ed era un'eccezione perché in genere i mercanti non erano ben visti nell'Europa del tempo,
e l'aristocrazia si curava della terra, non dei mercati, ma a Venezia naturalmente la terra non c'è, e quindi abbiamo questi mercanti che potevano stare lontani da casa anche diversi anni, 5, 6, 7 anni, e quindi con tutta la difficoltà poi per le mogli di dover crescere da soli questi figli e magari un bel giorno veder tornare il marito, cosa che accade anche poi sostanzialmente con i nostri polo, vederlo tornare per prendere il bambino che nel frattempo era cresciuto, perché all'età di 14 anni i bambini maschi anche loro dovevano esercitarsi nella mercatura, salire sulle galere e cominciare a impratichirsi con il mestiere che poi avrebbero fatto da adulti. Per cui era una dinamica sociale molto severa, molto severa. Vero che Venezia si arricchì, Venezia fu un faro di civiltà, di cultura, ma pensiamo anche alla sofferenza che c'era alle spalle, sia degli uomini che viaggiavano e ovviamente rischiavano molto, perché viaggiare per il Mediterraneo era rischiosissimo, sia per le donne che rimanevano a casa da sole con i figli. E succede così anche con il nostro Marco Polo. Nasce, ripeto, nel 1254 e il padre e gli zii se ne vanno a Costantinopoli e rimangono là diversi anni. E Costantinopoli in quel momento era un buon mercato perché era veneziana. Già in un'altra trasmissione ricorderà, avevamo parlato della quarta crociata, del 200. Esatto, e con la quarta crociata i crociati e i veneziani riescono a conquistare e espugnare Costantinopoli e creeranno questo impero latino d'Oriente che durerà circa 60 anni. E quindi nel 1254-60, in questi anni, era una città veneziana, Costantinopoli sostanzialmente, anche i polo avevano i loro affari. Però ad un certo punto erano estremamente scaffati e abili, del resto se non fossero stati estremamente abili e intelligenti difficilmente i polo sarebbero riusciti a fare tutto quello che hanno fatto, perché si avventurarono per un'impresa rischiosissima. Insomma, correva l'anno 1260 e i polo cominciano a fiutare che l'area politica stava cambiando e Costantinopoli era sempre più pressata dalla minaccia esterna, sembrava che i bizantini fossero sul punto di recuperare la città, cosa che effettivamente avvenne l'anno successivo, e se i bizantini avessero recuperato la città per i veneziani si sarebbe messa male, perché loro erano i conquistatori, e quindi mangiano la foglia con estremo tempismo e proprio un anno prima rispetto alla caduta della città, cade nel 61, nel 60 abbandonano Costantinopoli, o meglio vendono il fondaco che avevano a Costantinopoli e liquidano. Con quei soldi comprano delle pietre preziose, che era il materiale più, come dire, la merce più importante per chi doveva commerciare e navigare, perché occupa poco spazio, c'era molto valore, non poco spazio, e con queste pietre preziose vanno a Soldaia, in Crimea, dove avevano un'altra loro proprietà, e qui entrano in contatto con una serie di mercanti. Insomma, per farla breve, vengono a sapere che una certa città nell'entroterra russo, che per carità era particolarmente distante, è circa 1000 chilometri nell'entroterra, siamo verso il Mar Caspio, ecco, in quella certa città in quel periodo si facevano affari d'oro e arrivavano pelli di tutti i tipi, arrivavano tessuti dorati, arrivavano metalli preziosi. L'unico problema era che questa città si chiamava Sarai, siamo alle foci del fiume Volga, vicino al Mar Caspio, ed era la capitale dell'impero mongolo, o meglio, di una certa parte dell'impero mongolo, quello appartenente al sud della Russia, chiamato Orda d'Oro. Ecco, i mongoli al tempo erano un nome che faceva paura, perché era da pochi decenni che si erano affacciati sulla grande scena della storia e avevano aggredito l'Europa, la Polonia, l'Ungheria, e probabilmente in quel periodo erano il popolo che più terrorizzava in assoluto gli europei, perché dove passavano i mongoli si contavano morti a decine se non a centinaia di migliaia, violenze di ogni tipo, mutilazioni, insomma un vero e proprio terrore, estremamente violenti in quel periodo. Dopo piano piano anche loro cambiaron diciamo la politica bellica, però per alcuni decenni furono veramente il flagello più terribile che poteva abbattersi su un paese, e non a caso presero gran parte della Russia del Sud, ripeto, giunsero in Polonia, in Ungheria, nel Caucaso, e insomma i fratelli Polo si armano di tanto coraggio e decidono ugualmente di recarsi verso Sarai, verso la capitale mongola.
Ecco, qui la facciamo breve, per una serie di circostanze fortuite ad un certo punto non riescono a tornare indietro perché scoppiano delle guerre all'interno dell'impero mongolo, per cui la strada era aperta verso Oriente, ma era chiusa verso Occidente, non potevano più tornare a Costantinopoli perché era pericolosissimo, e di tappa in tappa, con estrema bravura, con estrema prudenza, con estrema scaltrezza, perché era un viaggio pericolosissimo, insomma alla fine, dopo circa 4 anni, correva l'anno 1265, giungono a Chengdu. Chengdu era una delle 2 capitali della Cina in quel momento. Ecco, piccola parentesi, la Cina in quel momento era puressa stata conquistata dai mongoli, perché da Gengis Khan in poi i mongoli si espandono un po' ovunque, a sud verso la Cina, a ovest verso l'Asia centrale, verso la Persia, verso la Russia, verso l'Europa. E quindi in quel momento c'era un Gran Khan, capo supremo di tutti i mongoli, noto il Kubilai Khan, quello che poi incontrerà Marco Polo, ma in questo momento Marco Polo è là, un piccolo bambino che sta crescendo a Venezia ancora, no? Sente parlare di suo padre che è distante ma non l'aveva mai visto. E i fratelli Polo erano 2, Matteo e Nicolò, perché Marco il Vecchio era tornato a Venezia, giungono in maniera un po' fortuita ma con estrema bravura alla corte proprio di Kubilai Khan. Insomma, era forse l'uomo più potente del mondo, probabilmente in quel momento, aveva un impero sconfinato e quindi un onore incredibile già solo poter accedere alla sua presenza. E intrattengono questo dialogo, tra l'altro anche, diciamo così, molto costruttivo, perché ovviamente per i Polo si apriva un mondo completamente nuovo, quello cinese, mai nessuno l'aveva visto, insomma, sì, c'era stato qualche missionario, ma mai nessun mercante si era spinto fin là. Ma anche per Kubilai Khan questi due mercanti, tra l'altro lui si dice proprio così nelle fonti Maya, aveva visto persone di razza latina, per cui era curioso di parlare con questi occidentali che dovevano sembrare strani ai suoi occhi, tanto quanto i Polo sembravano strani cinesi, ovviamente, no? Perché erano due mondi completamente diversi. E allora c'è questo bel dialogo e insomma, naturalmente cosa può domandare Kubilai Khan, come è andato il viaggio, cosa hanno visto, ma poi va a toccare gli argomenti che gli interessano, chi è l'imperatore, perché c'era il Sacro Romano Impero, no? Come governa, qual è la forma di tassazione, chi è il Papa, che cos'è la Chiesa Cattolica, come vengono amministrate le varie province, domande di geopolitica che interessavano naturalmente al Gran Khan, e furono molto abili i Polo perché diedero delle risposte esaurienti e soprattutto incuriosirono il Gran Khan nei confronti del cristianesimo, della Chiesa Cattolica. Tanto è vero che il Gran Khan affidò loro una missione: tornare a casa in Occidente e presentarsi dal Papa, da questo Papa di cui veniva a conoscenza in questo momento, ma aveva capito naturalmente che era una persona importante, e di chiedere al Papa di mandare 100 esperti di dottrina cristiana, quindi diciamo 100 teologi, a Chengdu, e quindi nella capitale in quel momento del cinese, perché Kubilai Khan aveva il desiderio di evangelizzare diversi suoi sudditi con questa nuova dottrina del cristianesimo. Ecco, ricordiamo che effettivamente la madre del Gran Khan era nestoriana, e quindi una cristiana che aveva preso un certo indirizzo particolare, e allora affida ai 2 mercanti la famosa paizza, e quindi una piccola tavola d'oro che fungeva da lasciapassare su tutti i territori mongoli, e era fatto obbligo per ogni suddito del Gran Khan fornire alloggio, vitto e cavalli a tutti i possessori di questa paizza sotto pena di morte, per cui era, diciamo, il lasciapassare più ambito per ogni mercante, perché rendeva molto più sicuro il viaggio, fino a quel momento era stato rischiosissimo, con una paizza in tasca, no? Invece insomma le cose un po' cambiavano, e quindi cominciano il proprio tragitto di ritorno, e quindi attraversano tutta l'Asia, arrivano ad Acri, diciamo sarebbe attualmente in Israele, sarebbe l'attuale Haifa, e qui però sono raggiunti da una notizia piuttosto sconcertante, e cioè che il Papa era morto. Era Clemente IV, era morto l'anno prima, e si apre questo conclave. Il problema è che in quel periodo i conclavi andavano piuttosto per la lunga, ci si metteva mesi per eleggere un nuovo pontefice, e allora cosa decidono di fare Nicolò e il suo fratello Matteo, visto che
bisognava aspettare perché dovevano presentarsi dal Papa per portare questa ambasceria del Gran Khan, tornano a casa giustamente perché mancavano da Venezia del 1254, adesso siamo nel 69, erano passati molti anni e quindi prendono l'occasione per tornare a Venezia. E qui c'è questo incontro finalmente tra Niccolò, il padre, e il figlio Marco Polo, che non si erano mai visti. Marco Polo aveva 15 anni e finalmente può vedere, può abbracciare il padre. Non sappiamo esattamente quali emozioni dovette suscitare quell'incontro perché non è rimasto scritto, ma possiamo immaginare un abbraccio filiale molto caldo, probabilmente anche tenero, perché dietro questi uomini molto duri, molto forti, inaspriti dalla vita, poi c'era sempre un cuore di carne, in qualche modo. E i Polo rimangono a Venezia nell'attesa che il conclave si decidesse per eleggere il nuovo Papa. Però, fatalità, in queste 1000 cose che accadono nelle vite dei Polo, perché è incredibile, non basterebbero 10 vite per riempirle di tutto quello che hanno vissuto i Polo, fatalità, proprio quel conclave che doveva finire in fretta perché i Polo dovevano andare dal Papa e così via, quello fu il conclave più lungo della storia della Chiesa. Quello fu il famoso conclave che durò più o meno 1000 giorni, poco più di 1000 giorni, quindi più di 3 anni, circa 3 anni che si tenne a Viterbo dal 1268 al 71. È un conclave molto famoso perché è il famoso consesso cardinalizio che poi darà il nome al conclave. I conclavi si chiamano conclavi da quel momento in poi, perché c'erano i cardinali a Viterbo, non si mettevano d'accordo perché c'erano dispute teologiche e politiche. I viterbesi a un certo punto si stancano perché era anche non finiva mai, era una presenza ingombrante dei cardinali, e allora cominciano a fare pressione. La cosa manca un po' sorridere. Prima li chiudono a chiave dentro il palazzo apostolico, da cui clausi cum clave, è appunto conclave, ma ancora i cardinali non vogliono decidersi e allora cominciano a ridurre il rito e dicono mangiando meno si decideranno prima o poi ad eleggere il pontefice, ma ancora c'erano delle diatribe, non se ne veniva a capo, scoperchiano il tetto del palazzo. Dopo 3 anni alla fine viene eletto Gregorio X. Ecco, però in tutto questo i nostri Polo stavano aspettando a Venezia, e allora erano rimasti in parola con Kubilai Khan che sarebbero tornati con sperando delle buone nuove dal Papa. E il viaggio era molto lungo, ci si metteva da Venezia fino alla Cina, più o meno 4 anni. Ecco, poi poteva capitare di tutto perché in realtà gli imprevisti erano dietro l'angolo, per cui era anche incalcolabile il tempo. Decidono che non potevano aspettare oltre e di mettersi in marcia. E però questa volta portano con sé anche il nostro Marco Polo. Che aveva 17 anni e anche lui probabilmente, da quello che sappiamo, parte con tanto entusiasmo sulle orme di quel padre che era stato un po' una figura mitica perché gliene avevano sempre parlato, era distante, era in territori sconosciuti, chissà cosa stava succedendo, e finalmente anche Marco Polo poté avere il suo, chiamiamolo, battesimo del fuoco. E che battesimo! 4 anni, allora andiamo un po' ai paesi che hanno attraversato. Che viaggio è stato, giusto per dare l'idea di questo ragazzo che si dice, Alberto, curioso, intelligente, aperto, che veramente aveva voglia di conoscere dove andava a finire. Che viaggio è stato? Sì, tutto verissimo, aveva delle qualità straordinarie anche perché altrimenti non sarebbe riuscito a fare quello che è riuscito a fare, perché come vediamo tra un attimo poi si guadagnerà la fiducia del Gran Khan e sarà un suo ambasciatore fidato. Il Gran Khan non conferiva incarichi a caso, no? Per cui un personaggio, Marco Polo, giovane, con tanto entusiasmo, acuto, analitico, sapeva sempre cogliere nelle diverse situazioni quegli indizi, quei suggerimenti corretti per fare la scelta giusta, perché in un viaggio pericoloso come questo era niente fare la scelta sbagliata e mandare a monte un affare
si andava bene, ma fare la scelta sbagliata e rischiare la pelle si andava male, per cui bisognava sempre essere molto allerta e guardinghi, e Marco Polo, insomma, e compreso suo padre e suo zio, se la caveranno sempre benissimo. Il viaggio fu incredibile, bisognerebbe proprio seguirlo sulla mappa, dico solo che sono 15.000 chilometri da Venezia fino a Chengdu oppure a Dadu, che sarebbe l'attuale Pechino, perché erano due le capitali della Cina in quel momento. Però diciamo così molto brevemente, lui si imbarca a Venezia su una muda. Le mude erano questi convogli ufficiali organizzati dalla Serenissima, in cui le galere commerciali erano accompagnate dalla flotta di guerra del tempo, quindi dalle galere, in modo da metterle in sicurezza, e attraversa l'Adriatico, arriva a Creta, arriva a Cipro e sbarca ad Acri, come dicevo prima, no? Siamo diciamo nell'attuale Israele. E una delle prime cose che fanno è recarsi a Gerusalemme, perché una delle richieste del Gran Khan era non solo che il Papa inviasse 100 teologi, ma anche che i Polo gli portassero un po' di olio della lampada sacra che bruciava al Santo Sepolcro di Gerusalemme, e probabilmente era un regalo che voleva fare a sua madre, che appunto era cristiana nestoriana, e avrebbe avuto piacere. E i Polo naturalmente in maniera pedissequa seguono le indicazioni del Gran Khan e si recano a Gerusalemme, prendono un po' di questo olio. Il problema era che doveva ancora essere eletto il Papa. Fatalità, in quel momento ad Acri c'era un legato apostolico molto importante che si chiamava, era Tebaldo Visconti, un Visconti da Piacenza, il quale viene a contatto con i Polo e in vece del Papa rilascia delle lettere ufficiali ai Polo in cui spiegava il Gran Khan che il pontefice ancora non era stato eletto, ma che comunque i Polo erano accreditati dalla sua autorità di legato apostolico. Non era il Papa, ma era comunque una delle più alte autorità della Chiesa in quel momento. Se non che cosa accade in quei mesi, che fatalità, a Viterbo nel frattempo il conclave finisce, e pensi un po', chi pensano bene di eleggere i cardinali riuniti a Viterbo in absentia? Proprio quel Tebaldo Visconti che in quel momento si trovava ad Acri, con cui avevano appena parlato i Polo. Fu una cosa incredibile, per cui appena i Polo seppero che quel legato con cui avevano parlato poche settimane prima nel frattempo era diventato Papa, tornano subito indietro e si fanno rifare delle lettere, questa volta con l'alta autorità pontificia, e tra l'altro quindi il Papa Gregorio X li fa accompagnare da due frati, perché non aveva 100 teologi. Siamo ad Acri, eravamo in terra maomettana e 100 teologi non c'erano, per cui trovò due frati francescani che dovevano seguire i Polo, però con la possibilità di nominare vescovi e cardinali, perché l'idea è che quei due frati avrebbero potuto creare un primo nucleo di chiesa locale cinese. E allora la compagnia parte, abbiamo questi 3 Polo più i 2 frati. C'è da dire che i 2 frati poi abbandonano presto la comitiva perché la situazione politica era molto rischiosa, i mamelucchi d'Egitto musulmani stavano facendo pressione sull'Anatolia e i 2 frati fondamentalmente, insomma, erano umani anche loro, prendono paura e decidono di abbandonare la missione. Altri frati in altri casi si erano spinti fino al martirio con più coraggio, ma qui naturalmente, insomma, la paura è una cosa umana. I frati si ritirarono e invece i Polo no, decisero di proseguire, e allora vediamo un po' le tappe che fecero, no? Siamo in Turchia, alla Iazzo, quindi diciamo nella Turchia attuale, non c'era ovviamente al tempo la Turchia, ma è per capirci, nella Turchia del sud alla Iazzo, e cominciano a seguire la strada carovaniera del tempo che li porta fino diciamo a sud del Caucaso, nella Turchia dell'est, ai piedi del monte Ararat. Quello è un monte importante, ce ne parla Marco Polo nel Milione, perché ovviamente è legato alla memoria dell'Arca di Noè. Secondo la tradizione l'arca è un monte altissimo, 5.100 metri, qualcosa del genere. Secondo la tradizione l'arca di Noè si era incagliata proprio là sopra, e Marco Polo ha cura di puntualizzarlo e di sottolinearlo. Molto spesso nel Milione Marco Polo sottolinea quegli aspetti maggiormente legati al cattolicesimo, la propria fede, perché naturalmente in quelle terre i cristiani erano in netta minoranza e quindi diciamo per contrasto emergeva di più la propria identità, e quindi Marco Polo per esempio
esempio farà riferimento al monte Ararat, farà riferimento ai Re Magi e dice di aver visto un mausoleo in cui erano tumulati i 3 Re Magi con tutta una tradizione alle spalle, parla della tomba di San Tommaso Apostolo in India, parla dei Nestoriani e così via. Ecco, un'altra cosa che vede sul monte Ararat, una curiosità, e nota che dalle pietre sgorga uno strano olio nero, un olio che però non si poteva usare per, a fini in cucina, non poteva essere ingerito, è un olio che serviva, che bruciava bene, con cui si potevano ungere i cammelli e nemmeno troppo prezioso, insomma scopre il petrolio. E la cosa è curiosa perché al tempo il petrolio erano dei mercanti, no, il polo, quindi se avesse avuto qualche valore ci sarebbero soffermati, non aveva un grande valore, naturalmente per il nostro mondo le cose cambiano completamente, ma lui vede il petrolio per la prima volta proprio lì ai piedi del monte Ararat, ripeto siamo ai piedi del Caucaso, e dopo virano decisamente verso sud e quindi diciamo vanno verso la mezzaluna fertile, attraversano Mosul, siamo nell'attuale Iraq, arrivano a Baghdad, di Baghdad Marco Polo ci racconta tante cose perché Baghdad era fino a 10 anni prima, Baghdad era la sede del califfo musulmano, quindi diciamo forse la città musulmana più importante di tutto il bacino del Mediterraneo, anche se l'Islam si era già diviso politicamente, ma il titolo di califfo era proprio legato alla città di Baghdad, e però quando vi giunse Marco Polo quella città fondamentalmente era ancora un grande rudere, perché chi era arrivato poco prima, 10 anni prima, circa nel 1258, anche qui erano arrivati i mongoli o i tartari, come li si chiamava in Europa, e anche in questo caso fu un macello, perché alcune fonti ci dicono, però esagerando, insomma, che addirittura i morti furono 2 milioni. Troppo. Altre fonti ci dicono 800.000, forse tanto anche 800.000, ma dove la carneficina fu enorme, vennero raccolti decine, pensi a un particolare un po' truce, però forse è anche per capire un po' il clima del tempo, vennero raccolti decine di sacchi pieni di orecchie, perché i mongoli avevano questa poco simpatica usanza, diciamo, di mutilare specialmente le orecchie dei soldati sconfitti, morti, per dimostrare al Khan che effettivamente avevano vinto la battaglia. Ecco, insomma, quindi quando arriva Marco Polo trova ancora una città che stava languendo, insomma, era stata distrutta 10 anni prima, e a questo punto, arrivati a Baghdad, avrebbero in teoria dovuto virare verso est, verso la Cina, però bisognava prendere una decisione, e questa era una decisione veramente, come dire, fondamentale. Si poteva o proseguire via terra, con tutte le difficoltà, le insidie che celava un percorso di quel genere, oppure si poteva virare verso ovest, diciamo, e andare verso il Golfo Persico e verso una località che, insomma, purtroppo è spesso citata anche ai nostri giorni, che è proprio lo stretto di Hormuz, di cui si parla in televisione, per altri motivi tutti i giorni, no? Ecco, è citato lo stretto di Hormuz dal Milione, non viene chiamato così, viene chiamato Cormosa, perché una delle difficoltà leggendo il Milione di Marco Polo è tradurre i nomi geografici. Lui dava certi nomi, bisogna capire a cosa corrispondono. Ecco, lui la chiamava Cormosa, per noi lo stretto di Hormuz, ma già al tempo era un porto molto importante, non per motivi legati al petrolio, come oggigiorno, ripeto, ma perché vi era un andirivieni continuo di barche e barchette lungo tutto il Golfo Persico e lungo poi il Mar Arabico e addirittura fino in India. E i Polo giustamente pensarono che se proprio bisognava andare fino in Cina, il percorso marittimo sarebbe stato più comodo, più sicuro e anche più veloce, tutto sommato. Certo, c'erano delle insidie anche lì, perché c'erano i pirati che erano crudeli, erano tremendi, però insomma, facendo i conti, i mercanti i conti li facevano sempre molto bene, era meglio imbarcarsi a Hormuz. E quella però fu una delusione enorme, perché quando i 3 Polo giunsero appunto a Hormuz, a Cormosa, si resero conto della qualità infima delle barche e barchette che avrebbero dovuto attraversare il mare, delle barche fatte con dei legni estremamente fragili, fissate nemmeno con dei chiodi ma semplicemente con delle corde, e con quelle barche avrebbero dovuto attraversare il mare forse
fosse anche l'oceano, e naturalmente erano veneziani loro del resto, il mare lo conoscevano molto bene, dall'arsenale di Venezia venivano partorite probabilmente le migliori navi in circolazione nel Mediterraneo e forse al mondo in quel momento, per cui si resero subito conto della differenza e si resero conto che imbarcarsi su quegli ruderi sarebbe stato sostanzialmente un suicidio. E allora con estrema rabbia, con estrema delusione, mettiamoci nei loro panni, dovettero fare marcia indietro e accettare l'idea di farsi migliaia e migliaia di chilometri a piedi, a dorso di cammello, a dorso d'asino, sui cavalli a seconda, fino alla Cina, e quindi dalla Persia fino alla Cina, e del resto non c'era alternativa. E allora si misero in marcia e dopo diversi anni, alla fine, correva l'anno 1275, partirono da Venezia nel 71, ecco, per dare la misura, e arrivarono in Cina nel 75. Nel 75 finalmente arrivarono alla corte di Kublai Khan. Kublai Khan fu naturalmente, dovettero aspettare, perché ovviamente non è che non ci si presentava a corte bussando, aspettarono anche dei mesi, e poi vennero ricevuti, e qui la novità era che naturalmente portavano le lettere del Papa in cui il Papa accreditava i Polo in qualche modo come propri ambasciatori, portarono l'olio che avevano recuperato dal Santo Sepolcro, e Kublai Khan era felicissimo perché insomma poté constatare l'affidabilità di quei mercanti occidentali che dopo anni mantennero la promessa, facendo migliaia e migliaia di chilometri, insomma, per cui già questo era un buon segno, no? Poi ripeto, rischiando la vita, perché quei viaggi lì forse non ci si rende conto, ma leggendo Il Milione è chiarissimo, ad ogni piè sospinto c'erano insidie di tutti i generi, insomma, o ambientali o antropiche, per bande di predoni e quant'altro. Comunque ce la fecero. La novità in questo caso era che poterono introdurre alla presenza del Gran Khan anche il nostro giovane Marco Polo. Marco Polo in quel momento aveva 20 anni circa, e Kublai Khan era un pochino più anziano, ne aveva 60. Però tra i due scattò subito la chimica, ci fu la chimia. Si racconta di questo, che è rimasto affascinato questo Kublai Khan, di questo giovane così aperto che impara anche la lingua, perché Alberto non era così facile parlare la lingua loro e impararla subito, e aveva questa capacità di apprendimento straordinaria, e soprattutto i costumi, l'ambientazione, si dice che vestì come loro, cioè è stata un'integrazione veramente veloce, è andata proprio così, Alberto? Sì, è andata così, tanto addirittura non solo imparò Marco Polo velocemente la lingua tartara o mongola, che dir si voglia, che poi ricordiamo è un ceppo completamente diverso rispetto all'indoeuropeo, per cui è ancora più difficile, ma addirittura dice lui stesso nel Milione di averne imparate 4 di lingue, perché ricordiamoci che in quel momento in Cina dominavano i mongoli, però era una stirpe straniera. Cioè i mongoli erano 1 milione più o meno come popolo in quel momento, i cinesi erano 70 milioni, però sui campi di battaglia avevano vinto i mongoli, per cui si erano imposti come stirpe straniera. Un pochino, se vogliamo fare un esempio per quello che può valere, come è successo con l'impero romano, quando a un certo punto calarono i barbari, che erano numericamente inferiori, però si imposero con la forza e in qualche modo governarono, no? È una cosa del genere, per cui dovete imparare la lingua mongola, però c'erano anche molte altre lingue che venivano parlate, specialmente a corte, per esempio il turco, che Marco Polo impara, per esempio il persiano, che Marco Polo impara, perché i più stretti fiduciari di Kublai Khan generalmente non erano cinesi, erano stranieri, appunto latini, come nel caso dei Polo, turchi, persiani, nestoriani. Non voleva affidare incarichi di rilievo ai cinesi, appunto perché i cinesi erano già tanti, bisognava riuscire a tenerli soggiogati in qualche modo, e quindi non era il caso di conferire loro maggiore forza elevando qualche rappresentante in ruoli di particolare potere, quindi preferiva insomma circondarsi di funzionari stranieri, ma che ovviamente dovevano essere competenti. E questo era proprio il caso del nostro Marco Polo, che non solo impara velocemente le lingue, ma affascina il Gran Khan per il suo modo di fare, perché era uno stile riflessivo, prudente, analitico, non era spocchioso, accondiscendente, ma senza essere mai troppo sdolcinato,
e insomma era giovane, era promettente, aveva voglia di fare, aveva energia, insomma in qualche modo Kubilai Khan pensa di poter metterlo alla prova fondamentalmente e comincia a conferirgli degli incarichi politici di ambasciate. La Cina è enorme, l'impero mongolo era enorme e Kubilai governava anche attraverso queste ambascerie che andavano avanti e indietro. Tra l'altro i mongoli furono molto abili nel connettere i propri territori, perché c'erano delle stazioni, dei caravanserragli ogni circa 100 chilometri, fornitissime, per cui quando arrivava un messaggero subito poteva rinfocillarsi, cambiare cavallo e ripartire, per cui si potevano coprire centinaia e centinaia di chilometri in pochissimi giorni, e aveva bisogno di questi funzionari fidati, e Marco Polo comincia sostanzialmente a fare la spola avanti e indietro, o per il Katai, quindi la Cina del nord, oppure poi quando verrà piano piano conquistata per il Manji, cioè per la Cina del sud. E supera la prova, perché ogni volta che Marco Polo tornava a corte ovviamente stendeva delle relazioni, e queste relazioni colpivano Kubilai Khan perché erano di qualità superiore rispetto alle relazioni che generalmente gli venivano sottoposte, perché in genere erano molto aride, e lui mandava un funzionario per impartire degli ordini o per richiamare all'ordine qualcuno o per analizzare una certa situazione, e i funzionari tornavano stendendo una relazione che rimanesse entro il mansionario di quanto richiesto. Ecco. Invece Marco Polo aveva un occhio diverso, lui era un mercante, aveva fatto un tirocinio pazzesco da Venezia fino alla Cina, era diventato adulto in 4 anni, e quindi il suo occhio riusciva a scorgere dei particolari che agli altri funzionari sfuggivano, e quindi usi, costumi, problematiche, criticità, speranze, tutta una serie di informazioni che non erano richieste dal Gran Khan, perché semplicemente neanche magari si poneva la domanda, ma che un osservatore in loco, se abbastanza attento, poteva cogliere. E quindi il nostro Marco Polo infarciva le sue relazioni con tutta questa serie di informazioni politicamente molto importanti, potenzialmente molto importanti, e Kubilai Khan se ne innamora, non c'è niente da fare, perché non vuole più farlo andare via. Ecco, non sappiamo se abbia incaricato anche il padre e lo zio, non sappiamo perché non c'è scritto, ma è anche indifferente. Insomma, noi ci concentriamo su Marco Polo, cioè il protagonista era lui, e lui si innamora di Marco e anche del padre e dello zio, e non vuole più farli andare via perché erano estremamente utili a corte. Questo però diventa un problema alla lunga, diventa un problema, perché, e mi fermo, dopo magari mi dice lei dove vogliamo andare, è un problema perché il nostro Gran Khan diventa anziano, e di lì aveva ormai 70 anni, 72, 73, di lì a poco sarebbe passato a miglior vita, e cosa sarebbe successo ai Polo? Perché con Kubilai erano dei favoriti, ma il suo successore cosa ne avrebbe pensato? E forse era meglio tagliare la corda, tornare indietro prima, ma il Gran Khan non li faceva andare via perché erano preziosi, allora cercavano la scusa buona per andarsene. Certo. E questo momento, questo impatto col Kubilai è sempre descritto ovunque come una cosa veramente eccezionale, insomma, di questo ragazzo giovane così che rimane affascinato. Però Alberto, allora diciamo che tutta questa impresa aveva anche il significato di allacciare rapporti commerciali, la mercatura, di dare spazio appunto a quelli che erano gli affari. Dal punto di vista degli affari, a parte il nostro Marco Polo, straordinario ambasciatore, come ha detto lei, impara le lingue subito, insomma un ragazzo intelligente, ma dall'altro lato della mercatura, degli affari, ecco, il viaggio un po' in sintesi, che cosa ha portato a Venezia questa avventura? Beh, allora, per quanto riguarda i Polo poi riescono ad abbandonare la Cina perché trovano l'occasione giusta, devono fare da scorta ad una principessa appunto mongola che doveva andare in Persia. Gli ambasciatori chiedono di avere delle guide sicure, i Polo si erano dimostrati dei viaggiatori espertissimi, per cui prendono la palla al balzo, con la scusa di scortare questa principessa in Persia salutano Kubilai Khan dopo
dopo 17 anni di fedele servizio, e accompagnano la principessa in Persia. Tra l'altro anche qui un viaggio difficilissimo, questa volta marittimo, partono in 600 e attraversano, diciamo, l'India, poi risalgono il Mar Arabico, arrivano fino a Hormuz, partono in 600 e pensi arrivano in 18. Partono in 600 e arrivano in 18, per dire il pericolo. Sì. E tra questi 18 però chi c'era? C'erano i 3 Polo, che evidentemente erano bravissimi perché riuscivano sempre a venirne fuori, e c'era la principessa, per cui fino in fondo loro sono stati, per carità dovevano salvare la pelle anche loro, però sono stati fedeli fino in fondo alla parola data, hanno accompagnato la principessa chi di dovere, e poi piano piano sono tornati a casa Venezia. Ecco, dico piano piano perché comunque si trattava di raggiungere Venezia a partire dalla Persia, per cui certo. Il viaggio era ancora lungo. Ecco, da un punto di vista economico, per i Polo tornano piuttosto arricchiti, perché insomma, dopo 17 anni come funzionari di Kubilai Khan, anche loro avevano avuto le loro occasioni di commerciare, però anche qui ci si pensa poco. I mercanti del tempo non è che potessero fare dei bonifici, dovevano portarsi le ricchezze materialmente in tasca, e quando ci si muove, ripeto, il modo migliore è portare delle pietre preziose, perché occupano poco posto e concentrano un gran quantitativo di valore. E il motivo per cui quando i mercanti si muovevano spesso erano l'obiettivo dei predoni. Nel caso dei nostri Polo attraversano la Persia, non riescono più ad andare ad Acri perché nel frattempo i musulmani hanno preso anche Acri, e quindi era l'ultimo lembo cristiano in Terra Santa, e quindi decidono di tornare per l'Anatolia, cioè l'attuale Turchia. Vanno a Trebisonda, diciamo una città turca che si affaccia sul Mar Nero, e lì comandavano i Comneni, erano dei greci che avevano già dato dei natali agli imperatori di Bisanzio, e il governatore locale non resiste alla tentazione e sottrae ai Polo gran parte, poverini, di tutte le pietre e il denaro che portavano con sé dalla Cina. Dopo Venezia farà ricorso e cercherà ufficialmente di recuperare quella somma, però in quel momento lì c'era poco da fare, o la requisizione o non si procedeva, bisognava tornare a casa, e quindi alla fine i Polo, insomma, fanno buon viso a cattivo gioco, passano da Costantinopoli, si imbarcano e finalmente, correva l'anno 1295, quindi parliamo dal 1271 al 95, erano passati 24 anni, certo. E finalmente tornano a Venezia. Ecco, il ritorno, poi sono 2 aneddoti curiosi, perché ci sono 2 versioni, forse un pochino leggendarie entrambe, ma contengono qualcosa di vero. Una versione dice che i Polo tornano, bussano alla propria casa, la domestica domanda chi è, e la risposta molto laconica, molto semplice fu questa: i Paroni. I padroni, come fossero stati via mezz'ora, come fossero andati a Padova, Verona, i Paroni. Ecco, e questa adesso forse è un pochino, anzi sicuramente è un po' costruita, però è vero che c'era l'abitudine per i mercanti di stare via molti anni, per cui a un certo punto tornavano e bussavano e dicevano siamo tornati. Mentre un'altra versione dice che erano tornati in abiti cinesi orientali, per cui non vennero riconosciuti subito, fino a quando da una tasca nascosta segreta in un giubbotto tirarono fuori delle pietre preziose, allora li riconobbero e fecero gran festa. Certo. E allora a questo punto sono rientrati, insomma, i nostri Polo. Ecco, andiamo a Marco, perché Marco poi è stato anche imprigionato in un momento particolare della guerra. Giusto per sintetizzare un po', ecco, da ora in poi a Marco non è facile la vita, perché va a finire anche in prigione. Esatto. Uno potrebbe pensare Marco torna a casa, in qualche modo è vero che gli avevano sottratto molti beni, ma torna a casa con un certo quantitativo di ricchezze, tanto è vero che i Polo costruiscono un proprio bellissimo palazzo nella zona di San Giovanni Crisostomo. Ancora oggi chi va a Venezia può provare a mettere su Google Maps Corte Seconda del Milione, ed è proprio la zona in cui i Polo avevano le loro case. Il Milione, infatti, che poi darà anche il titolo al libro di Marco Polo, era un soprannome di quel ramo lì della famiglia Polo.
Ecco, comunque insomma torna abbastanza arricchito, e uno potrebbe pensare che dopo 24 anni, insomma, dove ne aveva viste di tutti i colori, avrebbe anche potuto accasarsi e cominciare a gestire i propri affari da casa propria, una bella casa tra l'altro che si stava costruendo. E invece Marco Polo il sangue, l'avventura ce l'aveva nel sangue, insomma, il senso dell'imprevisto, e quindi lo ritroviamo già l'anno dopo imbarcato su una galera per l'Oriente, per diciamo appunto Acri, l'attuale Israele, e lì però nel frattempo era scoppiata una guerra, la seconda guerra tra Venezia e Genova, in tutto ce ne saranno 4, scoppia la seconda guerra e lì viene catturato. Probabilmente in quel momento c'è qualche dubbio, qualcuno dice forse è stato catturato in un'altra occasione, ma non cambia niente sostanzialmente. Probabilmente in questo momento nel 96 viene catturato e viene tradotto prigioniero a Genova. E a Genova lui finisce proprio in carcere, in galera. Le galere genovesi erano piene in quel momento perché erano in guerra con Venezia, ma addirittura c'erano ancora molti prigionieri pisani, perché una decina d'anni prima c'era stata una battaglia molto importante tra Genova e Pisa, la battaglia della Meloria vinta da Genova, quindi molti pisani erano finiti in carcere e là ancora languivano da molti anni perché si chiedeva riscatto sostanzialmente. Quando c'erano dei prigionieri particolarmente importanti restavano in prigione fino a quando la famiglia non avrebbe sborsato il denaro sufficiente. E qui avvenne uno degli incontri più famosi, più importanti Rustichello. Storia, no? Sì, a volte si ricordano Cesare e Cleopatra, oppure Alessandro Magno e Aristotele. Ecco, forse non siamo allo stesso livello, però è un incontro che effettivamente ha segnato la storia, è quello tra Marco Polo, mercante che fino a quel momento, ripeto, aveva avuto un'avventura una vita assolutamente avventurosa, e Rustichello da Pisa, che appunto era un prigioniero pisano, un letterato di una certa fama, aveva frequentato anche le corti della monarchia inglese, e qui possiamo immaginare insomma Marco Polo cosa faceva, e ne aveva da raccontare perché doveva condensare 24 anni. E figuriamoci, no, in prigione non c'è niente da fare, lui raccontava e il buon Rustichello, che era un letterato, e ovviamente ha fatto 1+1, cioè sentendo tutte queste storie straordinarie. Poi ecco, se leggiamo Il Milione, alcune cose sono bellissime e meravigliose, alcune cose sono terribili perché abbiamo il bello e il brutto naturalmente, però tutte cose che comunque incuriosiscono. E il buon Rustichello insomma si propone per fare, diremmo noi oggi, probabilmente da ghostwriter, no? Da scrittore, e in sostanza Marco Polo detta le sue avventure e il buon Rustichello prende nota e comincia a scrivere quel libro che poi passerà alla storia come il libro del Milione. Viene scritto in una lingua diciamo mista tra il francese e l'italiano, la lingua che andava di moda in quel momento, tanto è vero che inizialmente anche il titolo non era Il Milione, era in francese che sarebbe descrizione del mondo. Poi però a partire dalla traduzione toscana di quel testo prese definitivamente piede il titolo Il Milione, e quello rimase. Il Milione, ripeto, era un titolo particolarmente azzeccato perché da un lato diceva il soprannome dei Polo, che come soprannome avevano appunto Milione, che sarebbe un diminutivo di Emilione, ma dall'altro lato Milione diceva anche, come dire, quelle cose meravigliose che venivano descritte all'interno del libro, no? Per cui Milione era un'unità di misura enorme, fantasmagorica, che in qualche modo introduceva il lettore a quelle cose altrettanto straordinarie e fantasmagoriche che avrebbe trovato durante la lettura del testo, per cui fu un titolo azzeccato, che ebbe fortuna, e che poi venne tradotto in tante lingue, un bestseller, no? Ma l'importanza, Alberto, è proprio quella di far conoscere l'Oriente attraverso Il Milione, perché prima non si sapeva nulla, almeno così ci dicono, e penso sia stato così o diversamente. Allora, c'erano già state, si sapeva poco, non proprio nulla, perché già il Papa prima, Innocenzo IV, e il re di Francia, re Luigi IX, avevano già mandato dei missionari
che erano arrivati fino in Cina avevano speso delle relazioni sui mongoli, quindi qualcosina già si sapeva, ma poco sostanzialmente, e soprattutto il milione venne scritto con l'occhio non in questo caso del missionario, del francescano, ma con l'occhio del mercante, e sono due occhi diversi, perché due persone che guardano la stessa cosa, a seconda della sensibilità che hanno, sottolineeranno aspetti diversi, no? E il nostro Marco Polo infatti infarcisce il suo libro con tutta una serie di informazioni geografiche, morfologiche, le monete, le unità di misura, le condizioni politiche, le distanze, i pozzi, le strade, tutte cose che potevano, mi faceva prima la domanda, no, sull'economia, che potevano essere molto utili a tutta quella pletora di mercanti che di lì a poco, con il milione alla mano, avrebbe provato a spingersi fino in Cina, perché a quel punto lì la strada era aperta, c'era il manuale di viaggio, tra virgolette, e si trattava solo, ecco, di aver tanto coraggio di provare a imboccare la strada, però la strada era aperta. E infatti il milione non solo venne tradotto in tante lingue, ma a seconda dell'auditorio venne anche modificato, cioè se doveva essere letto dai mercanti si estrapolavano solo le parti che interessavano ai mercanti. Se doveva essere letto dai domenicani, per esempio i domenicani di Venezia, perché potevano usarlo in chiave missionaria, si estrapolavano solo le informazioni che interessavano ai domenicani, per cui abbiamo avuto tante versioni diverse, e con Marco Polo ancora in vita, per cui lui fu fortunato da un certo punto di vista, perché l'ultimo ventennio, così arriviamo alla fine della sua vita, lui ci mette calmo finalmente, perché quando viene liberato dalla prigione di Genova torna a Venezia, gli ultimi 20 anni cura gli affari di famiglia dal proprio bellissimo palazzo. E si sposa anche. Si sposa, esatto, avrà 3 figlie, e avrà la soddisfazione di vedere il suo libro tradotto in molte lingue e lui stesso essere citato dai grandi tutti. Un esempio in 30 secondi: ad un certo punto a Venezia si reca o comunque contatta Marco Polo il grandissimo professore di Padova, che era Pietro D'Abano, uno dei nomi più importanti legati all'Università di Padova, e la domanda è questa: chiese: Messer Marco, voi che siete stato all'equatore, perché tornando in nave passò anche attraverso Sumatra, siamo nell'Indonesia, quindi attraverso l'equatore, dice: qua che siete stato all'equatore, ma là l'equatore è abitato, ci sono gli esseri umani o no? Perché qui si discute, c'è troppo caldo, non c'è troppo caldo, e Marco Polo dice: sì, io ci sono stato e li ho visti. Per cui quando poi faceva lezione Pietro D'Abano, lui citava Marco Polo come fonte attendibile, dicendo: io ho personalmente sentito Marco Polo, che per quanto mi riguarda è il più grande esploratore che esista sulla faccia della terra in questo momento, e lui giura, asserisce che l'equatore è abitato, per cui sappiamo che abbiamo la prova, certo. Notizia c'è. Alberto, io non vorrei mai interromperla, perché qua mi scrivono: ma che meraviglia questo racconto, veramente affascinante, guarda che belle storie, ha fatto bene a invitare il nostro professore, però arriva la pubblicità. Allora, è stato veramente affascinante come l'ha impostato, come ce l'ha raccontato questo straordinario uomo, perché insomma più di così non poteva fare. Noi la ringraziamo, ci diamo appuntamento per la prossima, lo dico anche per i nostri ascoltatori, lo inviti ancora, ma certo che è già automaticamente invitato.